Corsa e solidarietà a Santa Margherita Ligure. Il fine settimana del 3 e 4 febbraio c'è la mezza maratona delle Due Perle, la gara podistica tra Sante e Portofino, che ogni anno coinvolge migliaia di atleti che arrivano da tutta Italia. Un evento di grande richiamo, con anche ricadute positive dal punto di vista turistico per il territorio, in un periodo di bassa stagione, ma che non si limita alla mezza maratona. Sabato 3 sarà preceduta dalla Portofino Run, gara più breve sulla distanza di 10 km, e dalla Corrisanta Family Run, corsa non competitiva aperta a tutti, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Ignesa, che sostiene i bambini e le bambine che vivono in alcune zone periferiche del Togo. La Corrisanta è una manifestazione a cui possono partecipare tutti, quindi adesso farei veramente un grande appello a tutti i cittadini di Santa Margherita, di Rapallo del Tiguglio, a venire a partecipare e a scoprire questa bellissima manifestazione, che tra l'altro il ricavato sarà dato in beneficenza. L'associazione è stata fondata da padre Felice Comlan, nato in quei luoghi, ha visto in prima persona le difficoltà, in particolare l'assenza di cibo, della possibilità di studiare e di strutture sanitarie. Vorrei aiutare questi bambini a trovare da mangiare, a poter andare a scuola, e anche i familiari che purtroppo sono nella stessa condizione, per trovare un ambiente di gioia, di vita. Il primo obiettivo dell'associazione è mantenere quanto già fatto, almeno un pasto al giorno, il materiale didattico. Il secondo è quello di costruire un poliambulatorio per le cure d'emergenza. Sono quella di dare almeno un pasto al giorno a questi bambini del villaggio a Zaffi e occuparci anche del villaggio Iguazzi, che è un villaggio vicino. Quindi stiamo parlando di circa 250 bambini circa. Continuare con questo, continuare sicuramente nel fornire il materiale didattico ai bambini insieme alle divise, i sandali. Oltre alle iscrizioni della Corrisanta, chi vuole potrà fare ulteriori offerte all'associazione durante il fine settimana della mezza maratona. C'è un grande senso di collaborazione, di aiuto per chi è in sofferenza, e quindi questo ci aiuta sicuramente a realizzare in tempi brevi l'obiettivo che ci siamo prefissati nel 2024 di creare il poliambulatorio.